organizzato un solo evento ai giardinetti di Via Piave in tutta Mestre, così i comitati cittadini chiedono alla Giunta di prendere parte ai progetti di riqualificazione. A Venezia pioggia di controlli e sanzioni fino alla sospensione dell'attività per i locali che non rispettano le regole, a partire dall'espansione dei Plateatici. Confesercenti è d'accordo. Venezia si prepara all'ultimo saluto da Augusto Salvadori, i funerali del noto avvocato ed ex assessore comunale si celebreranno domani alle 10 alle Zattere. Bilancio di metà agosto con gli albergatori Laguna, l'estate si conferma frizzante con percentuali alte di occupazione negli hotel. Tra Calli e Campielli sono tornati i turisti di tutto il mondo. Jesolo nell'occhio del ciclone, così Confcommercio dopo i fatti di cronaca dei giorni scorsi, troppa violenza gli fa eco l'associazione degli albergatori, la città è sorvegliata speciale. Medici di base per tagliare le code di codici bianchi al pronto soccorso, l'iniziativa dell'ULSS 4 è partita in via sperimentale a Jesolo con la prospettiva di venire estesa ovunque. Dall'antichissima devozione per la Madonna dell'Apparizione a Santo Stefano di Porto Secco a Pellestrina è il momento clou delle sagre, migliaia di persone stanno partecipando. Buonasera, buon Ferragosto, ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito dai titoli, lotta al degrado a Mestre dopo gli interventi antibivacchi del Comune, la riflessione di associazioni e comitati cittadini con le proposte per la riqualificazione della città. È al momento l'unico evento estivo presente in tutta l'intera città e non soltanto per questo Ferragosto, giardini musicali e molto altro, in nome della manifestazione che il Comune di Venezia ha promosso proprio lungo i giardinetti dello spaccio di Via Piave a Mestre. Qui le panchine non sono state rimosse, al contrario ci sono, eppure quelle mobili posizionate per i più piccini, adornate dalle speranze di un futuro modificato dal presente, anche di Ernesto Rosapepe, commerciante appassionato. Come lui pure Fabrizio, tra i fondatori del comitato Gruppo di Lavoro Via Piave. Evento che non funziona, dice, spiegandone le ragioni. La considerazione è che sono tutte bellissime iniziative, ma anche quella che abbiamo alle spalle, cioè le serate musicali. Solo che però la mia impressione è che sono cose tutte a sé stanti, scollegate, manca una vera e propria regia, che dovrebbe essere, il soggetto regista dovrebbe essere l'amministrazione comunale. L'area, come noto, si trova vicina alla stazione dei treni dove tra arresti, aggressioni, spaccio e blitz della polizia chi vive qui racconta di una situazione che va via via degenerando sempre più. Per fare un esempio, quelle iniziative che sono partite da giugno e andranno credo fino a tutto agosto sicuramente, pur interessante eccetera, però provate a immaginare quello che offrono da mangiare sono gli arrosticini, l'hamburger e altre cose insomma da street food diciamo, e la birra. Allora Via Piave, questa zona è un quartiere ad alta densità di stranieri e quando diciamo stranieri in questo caso parliamo di bengalesi che sono tutti musulmani. Allora tu immagini che un musulmano viene a mangiare l'arrosticino di maiale e viene a bere la birra? Per una corretta integrazione è necessario andare oltre un'abitudine, una ripetitività di programmi oramai datati e non al passo con i tempi, così secondo il portavoce del comitato di Via Piave. È difficile immaginare delle serate a tema invitando i gruppi presenti in questa benedetta città, quindi puoi fare la serata africana, puoi fare la serata bengalese, e ci sono anche organizzati e sono anche disponibili. Ecco, no, si è preferito fare una cosa così avulsa dal quartiere. Infine, le proposte. Un po' di rete si può fare. Ecco, Ernesto nel suo piccolo da privato ci è arrivato meglio, ha allestito un'iniziativa in collaborazione per quel piccolo anche con noi che siamo un gruppo di promozione sociale presente da 15 anni in questo territorio. A Venezia è pioggia di controlli e sanzioni fino alla sospensione dell'attività per i locali che non rispettano le regole, a partire dall'espansione dei Plateatici. Confesercenti è d'accordo. Come abbiamo chiesto più volte, è giusto che ci siano dei controlli che vadano a colpire i cosiddetti furbetti dei Plateatici per evitare che chi
lavora nel rispetto delle regole venga penalizzato. C'è il plauso della Confesercenti di Venezia al giro di vite nei confronti dei locali che non rispettano le regole. In un territorio che ha un bar ogni 50 abitanti, l'ampliamento o la concessione per Covid dei plateatici è stato un ambito in cui diversi pubblici esercizi hanno oltrepassato i limiti concessi. Dall'inizio dell'anno, e non solo per questo motivo, le sanzioni sono arrivate in 26 casi alla sospensione dell'attività. Siamo arrivati alla chiusura di alcune attività perché queste persone erano state già avvisate più volte e, come ho detto prima, è giusto nei confronti degli esercenti che lavorano nella legalità. Intanto la ripresa del lavoro a ritmi piuttosto sostenuti non significa che le difficoltà siano state superate, sia perché le conseguenze del Covid pesano ancora sui bilanci dei pubblici esercizi, sia perché si stanno già iniziando a scontare le conseguenze di altre crisi. I 2 anni di stop hanno fatto sì che le aziende si indebitassero, quindi abbiamo sia lo stop, un mancato introito, e sia un debito che adesso devono essere ripagati. La luce è aumentata quasi del doppio e le materie prime adesso stanno aumentando di parecchio. Venezia comunque ha ripreso a popolarsi, perlomeno per quanto riguarda l'estate. La stagione ha più o meno rispettato le aspettative. La stagione sta andando bene, è ripartita. Se parliamo di fatturato, siamo in linea con il 2019. Non abbiamo gli stessi riferimenti che avevamo un tempo, perché questi 2 anni hanno scombussolato un po' i parametri. Diciamo che dobbiamo far sì che il livello del turismo si alzi un po'. Venezia si prepara all'ultimo saluto da Augusto Salvadori. I funerali si celebreranno domani alle 10 alle Zattere. Salvadori si è spento 3 giorni fa a Venezia all'età di 85 anni, avvocato molto noto in città. Salvadori aveva guadagnato un'ampia popolarità anche a livello nazionale per le sue battaglie per il decoro di Venezia, condotte attraverso un'attività politica che le aveva portato per molti anni a ricoprire il ruolo di assessore in diverse giunte comunali. Bilancio di metà agosto con albergatori in laguna. L'estate si conferma frizzante con percentuali di occupazione negli hotel molto alte. Tra Cagli e Campielli sono tornati i turisti da tutto il mondo e la città si prepara ad un settembre boom ancora da tutto esaurito grazie ai grandi eventi Mostra del Cinema, Regata Storica e Campiello. Ferragosto in laguna con la città piena di turisti. La metà di agosto, per tradizione, è anche il momento per fare il punto sul turismo in città, che è ripreso a volare dopo la pandemia. Una situazione positiva anche quella agostana, pure agosto vede un'altissima pressione, non la stessa dei mesi scorsi, quando si era quasi tutto esaurito, ma ci stiamo preparando per un settembre dove andremo di nuovo vicini al quasi tutto esaurito. E se la pandemia molla la sua presa, secondo me, secondo le nostre previsioni, anche ottobre dovrebbe essere assolutamente positivo. Quindi una stagione frizzante in cui Venezia è ritornata protagonista sui mercati turistici mondiali e per fortuna le aziende stanno cominciando a riprendersi. Insomma, il barometro torna finalmente a segnare positivo, forse per la prima volta in modo così decisivo dall'acquaranda del novembre 2019. Ci sono però anche problemi da risolvere. Primo tra tutti, la difficoltà a trovare personale. L'aumento dei costi è stato esponenziale, questo lo stiamo conoscendo tutti anche come privati cittadini, e poi la carenza di personale. Su questo tema, che è una coda della pandemia sostanzialmente, della fine della pandemia, io penso che nei prossimi mesi si tornerà a una normalità, mentre c'è il problema dei costi non si vede una soluzione. E quindi sì, da un lato è vero che gli albergatori sono tornati ad incassare come un tempo, però è anche vero che si spende molto di più per gestire l'azienda. Dalla Biennale d'Arte, in aprile in poi, è tornato ad affacciarsi in laguna un turismo di alto livello. Un turismo molto, molto bello, molto qualificato, quello che in questo momento sta visitando la città. Merito certamente della Biennale, merito un settembre meraviglioso.
come ho detto prima, merito anche della Biennale Cinema, e dall'altro lato ricordiamo che anche il Salone Nautico è stato un po' l'avvio di questa stagione così frizzante dal punto di vista turistico. Speriamo che la pandemia ci lasci stare, perché se dovesse in autunno dovessero tornare limitazioni, le imprese con la debolezza che hanno accumulato nel passato avrebbero veramente difficoltà. Ed ora ci spostiamo a Jesolo sui fatti violenti che stanno colpendo la città di Jesolo. Sono intervenuti il presidente di Confcommercio Falop e il vicepresidente dell'Associazione Jesolana Albergatori Facco. Ribadiscono come la città sia effettivamente sorvegliata speciale. Jesolo è sull'occhio del ciclone, quindi cose che per città di 200-300 mila abitanti sono normalissime e si possono leggere tutti i giorni sui giornali. Un caso a Jesolo, 2 casi a Jesolo fanno notizia. E allora ci dispiace per l'immagine negativa che danno della città, ma vuol dire che considero Jesolo un punto di riferimento. Non bisogna mai abbassare la guardia, questo è vero. Però dobbiamo dire che insomma è una località che c'è tanta affluenza, ci sono milioni di turisti che vengono, non bisogna mai dimenticarlo, ci sono stati degli episodi sicuramente deplorevoli, però insomma non è così grave come può sembrare. Gli eventi che sono successi sono sicuramente gravi, ripeto, però insomma bisogna sempre tener conto che c'è un'affluenza di milioni di abitanti in questa località. La sicurezza è un aspetto fondamentale per promuovere ed offrire un'offerta turistica completa, così Unioncamere Veneto, tracciando un bilancio della stagione in corso. La sicurezza è un aspetto fondamentale per poter promuovere ed offrire un'offerta turistica completa ai nostri ospiti. I fatti che sono accaduti in questa località sono stati per il momento ben gestiti dall'amministrazione. È evidente che il tema non è della singola località, ma è un tema di sistema. Parliamo di piccole località che poi d'estate diventano delle grandi metropoli, delle località fisarmoniche. Berton ribadisce inoltre l'importanza di attenzionare il governo sulle tematiche della sicurezza, motivo di discussione alle prossime elezioni del 25 settembre. Le località turistiche debbano avere gli strumenti per mettere in campo delle risorse maggiori rispetto a quelle che solitamente sono attribuite a località che hanno quel numero di abitanti. Ferragosto al mare, tanti turisti italiani e stranieri che, incuranti della cronaca di questi ultimi giorni, hanno deciso di trascorrere questa giornata proprio lungo la perla dell'Adriatico, a Jesolo. Agosto a Jesolo, passerà tutto il mese qui? No, domani andiamo via a casa. Sono dalla Romania. Come mai ha deciso di venire a Jesolo? Ci piace molto qui, è il 4º anno che ci veniamo. Siamo slovacchi, sì, però parliamo un po' anche lingua italiana. Turisti qui per agosto, come mai Jesolo? È troppo bello e noi troppo piaciuto qua. Penso, se parliamo con mia moglie che torniamo anche prossimo anno, perché anche mare, tutto a posto, e ristorante, piace queste mangia di mare, troppo bellissime. Tutto perfetto. Venite sempre qua? No, siamo venuti 4 giorni. Sì? Sì. Come mai Jesolo? Era vicino, comodo. Sì. C'è festa. Ti piace la festa? Sì. Quindi questo agosto è l'insegna della festa? Esatto, sì. Sto lavorando qua per la stagione. Come sta andando quest'anno? Bene, meglio dell'anno scorso. Ti piace Jesolo? Sì, molto. Come mai agosto a Jesolo? Perché abbiamo l'appartamento qua tutta la stagione. Cosa ti piace di Jesolo? Beh, la vita che c'è, la movida, esatto. Ogni anno quindi venite a Jesolo? Ogni anno. Quindi anche fino a tutto agosto vi fate? Giugno, luglio, agosto e anche settembre. Padova. Da Padova? Sì, da Padova. Ogni anno qui a Jesolo? Sì, quasi tutti gli anni, sì, direi. Come mai Jesolo? Perché ci piace, insomma, dai. Ma avete l'appartamento? No, veniamo qua in ferie solo. Quindi tutto agosto vi fate qua? Adesso andiamo via domani e cambiamo meta. Dove andate? Giù nelle Marche.
Ed ora siamo alla sanità, medici di base per tagliare le code di codici bianchi al pronto soccorso. L'iniziativa dell'ULSS 4 è partita in via sperimentale proprio a Jesolo con la prospettiva di venire estesa ovunque. In Veneto orientale gli accessi al pronto soccorso sono tornati a volumi pre-Covid. Solo nel litorale 25.000 accessi all'anno, quasi tutti concentrati nel periodo estivo. E proprio per regolare questo flusso che l'azienda sanitaria ha introdotto alcune novità. La prima per sbrigare senza intasamenti l'assedio dei cosiddetti codici bianchi, i casi poco gravi. Verrà gestita da medici di medicina generale con i quali abbiamo fatto un accordo con postazioni vicine, proprio di prossimità rispetto al pronto soccorso, questo per quanto riguarda Jesolo innanzitutto, che possono in orario diurno, in questo periodo, chiaramente poi di notte c'è la continuità assistenziale, gestire i codici minori che vengono inviati dagli infermieri di triage. Per questo l'abbiamo chiamato triage specialistico, perché è un triage che orienta i codici bianchi verso l'ambulatorio del medico di medicina generale. La seconda novità in strutture frequentate da molti turisti stranieri è l'arrivo di uno steward di pronto soccorso, una sorta di assistente di sala. Sono interpreti non sanitari, quindi personale interprete, conoscenza delle lingue, che accolgono le persone, gestiscono l'attesa, danno informazioni di tipo amministrativo, aiutano ad esempio nel pagamento dei ticket, possono offrire risposte immediate, ma funzionano anche da sentinelle nell'area di attesa dei pronti soccorsi se qualcosa non sta andando per il verso giusto, per avvertire gli operatori sanitari. Altra novità di altro genere invece il servizio gratuito di videointerpretariato in lingua dei segni per i non udenti. Funziona in tutti i nostri punti di primo intervento e pronti soccorsi, ma da quest'anno, e questo è l'elemento di novità, anche gli operatori del turismo, gli albergatori, i campeggi, gli operatori dell'arenile possono collegarsi con un tablet all'interprete in lingua dei segni se hanno delle persone in difficoltà che devono chiedere informazioni, una prestazione sanitaria o una indicazione su dove recarsi per avere il servizio. Dall'antichissima devozione per la Madonna dell'Apparizione, che risale a più di 300 anni fa, alla sagra di Santo Stefano di Porto Secco, che terrà banco fino a Ferragosto nell'isola di Pellestrina. Al momento clou delle sagre migliaia di persone stanno partecipando con un grande ritorno alla tradizione tra fede popolari, socialità, momenti conviviali, musica e gastronomia. Era il 4 agosto del 1716 quando a Pellestrina, nell'isola dei pescatori della laguna di Venezia, nacque la devozione per la Madonna dell'Apparizione. Da allora, oltre 300 anni fa, ogni 4 agosto è festa grande a Pellestrina. Celebrazioni religiose, ma anche gastronomia tipica locale, musica e tante iniziative di aggregazione. La saga dell'Apparizione si è appena conclusa con un grande successo ed ora è già tempo per la sagra di Santo Stefano di Porto Secco. Si è conclusa la festa della Madonna dell'Apparizione di Pellestrina lo scorso weekend, che ha visto grande partecipazione sia nella parte religiosa, l'arte della Santa Messa e al pellegrinaggio e altri eventi religiosi, con la partecipazione del Vescovo di Chioggia Giampaolo Gianin e la parrocchia di Pellestrina. Anche la parte ricreativa, assieme alle famiglie, ha avuto un grande successo con le orchestre, con il divertimento, e grazie a tutto questo al comitato festeggiamenti della Madonna dell'Apparizione di Pellestrina, che porta avanti questa tradizione. Ora si passa a Porto Secco, il ringraziamento del delegato del sindaco all'isola, Alessandro Scarpamarca, a tutti i volontari. Mentre parte nel prossimo weekend la festa di Santo Stefano di Porto Secco, con la partecipazione della banda musicale di Pellestrina, che ha accompagnato la processione in tutto il litorale di Porto Secco. Nel prossimo weekend spazio alle serate danzanti, ma anche agli eventi sportivi. Già questa sera c'è un torneo di pallacanestro. A Pellestrina certo non poteva mancare la gastronomia, con le specialità di pesce e crostacei a volontà. Il chiosco, che rimarrà aperto tutti i giorni con le specialità tipiche locali a base di pesce, e divertimento anche per i più piccoli, per i bambini, con un bellissimo Luna Park. Un ringraziamento di cuore va a tutti i volontari del comitato festeggiamenti della sagra di Porto Secco per il grande lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.
Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana e la pressione atmosferica è in nuovo aumento. La settimana prosegue con un tempo più stabile. Nel dettaglio sul Veneto la grafica di martedì 16 agosto evidenzia un contesto buono. Migliora dunque il tempo con ampio soleggiamento e cielo velato, salvo per isolati acquazzoni sui rilievi al pomeriggio. Temperature minime tra 13 e 21 gradi, massime sui 28-32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora a vedere la situazione sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole dappertutto, senza piogge, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 18-20 gradi, massime intorno ai 29-31 gradi. Infine vediamo come sarà il tempo sul Trentino Alto Adige. Splende il sole ovunque, il cielo sarà sereno anche in questo caso su tutta la nostra regione. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.